nome mia, padre Giovanni, padrino di questo glorioso paese. Io mi Enrico è forte nella vita. Chi si vuole unire, scusate. Io controllai tutti i gatti, compresa la carteggiera. Verificai che tutto è a posto, quindi vi posso annunciare. Forza, lo vado poco. No, non lo so. Va. Enrico Ionico, vuoi pigliare come legittima moglie a rappresenti Anna Camilla Forti? E tu, Anna Camilla Forti, vuoi pigliare come legittimo marito o che rappresenti Enrico Ionico? Non si sente. Quindi vi posso dichiarare marito e moglie, considerando che chi sta a voi si vogliono consumare, facendo un bel applauso. Siamo con Santa Rizzi, una grande organizzazione, una grande riscoperta, quella del Cataletto. Ma che cos'è in effetti il Cataletto? Allora, il Cataletto è una manifestazione che non si fa più da circa 40 anni, esattamente dal 1972. È una manifestazione che vuole rievocare la morte di un personaggio allegorico grottesco che viene impersonato appunto con la figura di Carnevale, ma che in realtà è un personaggio immaginario. Nella tradizione appunto Carnevale a Santa Lucia muore per ingordigia, dopo aver mangiato nel periodo grasso, appunto da giovedì grasso a martedì grasso, e poi appunto muore per ingordigia il martedì grasso ingoiando una flaviola, che è il dolce di ricotta tipico di Santa Lucia del Mela. Nel 1972 appunto, come dicevo prima, è stata annullata questa manifestazione, che non è altro che un funerale preceduto da una sorta di processo proprio grottesco anch'esso, dove poi appunto partiva questa manifestazione, questo corteo che arrivava fino in Piazza Duomo, e poi alla fine ci sarebbe stato un finto rogo di un fantoccio immaginario, anch'esso ricostruito fedelmente. La manifestazione ovviamente si è interrotta per problemi legati appunto alla legge, legati alla Chiesa, che visto che comunque venivano rappresentati dei personaggi religiosi, anche dei personaggi che hanno a che fare anche c'erano anche dei carabinieri e quant'altro, e comunque veniva rappresentata anche notturna, ha creato dei problemi alla collettività, e per questo è stata annullata. E come mai dopo 40 anni avete voluto riscoprire questo Cataletto? Ecco, l'idea di riproporre è stata un'idea mia, perché è un ricordo di mio padre, che era legatissimo a questa manifestazione e ci teneva tantissimo a riviverla, a riproporla. E ho pensato di riproporla perché l'idea era quella di far rivivere un carnevale che comunque è originale e si distingue da tutti i carnevali che ci sono nel contesto, perché è appunto un carnevale storico, è un carnevale che si distingue dai carnevali dove ci sono appunto i carri allegorici e cose che comunque non hanno niente a che fare con questo, che comunque è anche notturna. Siete riusciti a coinvolgere tantissime associazioni di Santa Lucia del Mela. Un grazie sentito all'associazione della Giara, all'associazione Piccolo Teatro che si è interessata per la rappresentazione teatrale, ed anche i Girasole e Coppola Nera, che hanno animato la serata con uno spettacolo musicale e anche uno spettacolo folcloristico. Un grazie anche a tutti gli sponsor che hanno aderito, tutte le pasticcerie e tutti i ristoranti lucesi, che veramente sono riusciti a mettersi tutti insieme per realizzare una manifestazione che purtroppo è stata un po' danneggiata dal tempo, ma è riuscita, per essere il primo anno dopo 40 anni, è riuscita bene. È un'edizione spot oppure c'è la volontà di continuare? Di riproporla ogni anno, cercando di essere più fortunati ovviamente per il tempo, e sperando di farla sempre meglio, di coinvolgere ancora più lucesi.
Sicuramente per organizzarla avete dovuto studiare per ricostruire un pochettino tutta la storia. Sì, l'ideale era quello di avere dei documenti che ci potessero appunto confermare quello che già sapevamo dalle voci degli anziani che abbiamo intervistato, però non siamo riusciti ad avere nessun documento, a parte qualche documento d'archivio che ci risulta, che ci appunto conferma che il carnevale veniva già celebrato già nel 1585. Non sappiamo però, ovviamente sicuramente non era rappresentato in questo modo, veniva fatto in modo diverso. Sappiamo anche che c'era un carro a forma di cavallo di legno, un po' ricorda il cavallo di Troia, veniva fatto i primi del Novecento, però quello che noi abbiamo voluto rappresentare è il carnevale dell'epoca degli anni 50, che appunto abbiamo cercato di rappresentare fedelmente, anche se in realtà il corteo lì partiva a mezzanotte. Noi invece lo facciamo arrivare a mezzanotte per problemi anche legati all'epoca, che è molto diversa di quella di prima. Dunque l'appuntamento è per il prossimo anno? Sì, sicuramente il prossimo anno, sì. Silenzio, faccio sgomberare l'aula. Siamo qui stasera riuniti in questo pubblico locale, nonché in questo pubblico portiglio, in alta corte di Cassazione, per la sentenza senza appello nei confronti del famigerato Cannaloa. Ma cominciamo sul quale gravano ben 180 pagine, piene zeppe di accuse molto rare. Bravissime! Siamo con Antonella Librando, una delle organizzatrici del Cataletto. Come ha risposto la cittadinanza? Ha risposto benissimo, anche perché questo evento è stato organizzato con l'ausilio di tanti volontari, le associazioni, il Girasole, Coppola Nera, la banda e tutti i teatranti e tutti gli altri sono tutti volontari, venuti a titolo gratuito a collaborare e hanno reso possibile un evento così bello e con tanta partecipazione che torna dopo 40 anni. Un'altra cosa, volevo ringraziare gli sponsor, cioè i ristoratori e i pasticceri lucesi, che si sono impegnati preparando degli ottimi maccheroni, chiacchiere, raviole e pignolata. Grazie. A voi la parola. Onorevoli signori della corte e anche signore, bimbi, Santa Luciate e non. Guardate quest'uomo, secondo voi non merita di essere giudicato? Ha una pancia enorme e testimonia la sua mancionaria e scelleratezza. Ci ha disturbato negli anni con i suoi banchetti, i suoi balli e i nostri sogni. Oh, lasciamolo stare! Ma noi siamo, stiamo di lui! Signor giudice, lasciamolo stare! Siamo con Ercole Campanella, qualche capello bianco. Tu sicuramente qualcosa ricordi di quel 1972? Diciamo, i miei ricordi sono vaghi, perché io insomma ero un po' ragazzino, al contrario di quello che puoi pensare tu, però mi ricordo magari in un'atmosfera di penombra che durante la sera del carnevale di sera partiva un gruppo di persone che incarnavano questa rappresentazione del Cataletto, che veramente da 40 anni che mancava da Santa Lucia, e grazie a Santo, a Rosario Torre, Antonella Librando, che con tanto impegno hanno coinvolto un po' tutti, sia i ristoratori che le pasticcerie, le associazioni, e sono riusciti in qualche maniera a riproporre questo avvenimento storico. Purtroppo sono stati tutti sfortunati, perché lo spettacolo sarebbe stato differente e ancora più completo. Speriamo per la prossima occasione che sicuramente non mancheranno e non mancheremo di riproporre in maniera più adeguata. Santa Lucia attraverso queste manifestazioni diventa sempre più bella. Sì, Santa Lucia è bella, al di là delle manifestazioni, al di là di tutto.
perché abbiamo parlato tante volte, c'è un'importanza culturale, storica del paese che ha una sua valenza. Queste sono, diciamo, ciliegine sulla torta in maniera tale da far venire sempre più gente con diverse occasioni per far conoscere ancora di più il nostro paese. Salvata e difesa! Signor giudice, io non lo vorrei dire, ma lo dico. La colpa non è la sua, no signori! Lui è stato contagiato dall'atmosfera di questo paese! Vero, lo dobbiamo stabilire noi! Dicevo, in questo paese facciamo festa tutti i giorni. Stiamo con padre Giuseppe Mancuso. Rivestire questo ruolo è sicuramente fondamentale, anche in questo periodo il Papa si è dimesso, lo sa? Ma abbiamo voluto rievocare il cataletto che mancava qua a Santa Lucia da 40 anni. Ci siamo riuniti un gruppo di persone e non è facile organizzare un evento così perché con le varie difficoltà ma ci siamo riusciti. Penso che la serata è andata bene, ci dispiace soltanto per le condizioni atmosferiche che siamo stati costretti a farla in un locale che ci ha gentilmente offerto l'amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela e basta, è tutto qua. Il pubblico, comunque i lucesi hanno risposto ancora una volta presenti? Ma veda, i lucesi sì, rispondono, però sono diffidenti in queste cose, vedo poca partecipazione, magari lo fanno gli altri, noi assistiamo, ma non è così perché bisogna dare la mano tutti per una buona riuscita di un... È un appello per il prossimo anno questo? Sì, diciamo che cercheremo senz'altro di farlo magari un po' più con meno errori fatti, perché le cose improvvisate, sono 2 settimane che lavoriamo, ma bisogna lavorare un po' di più per la riuscita di questo evento, diciamo. Grazie a voi. Siamo con il dottore Tindaro Franco Donato. Il cataletto, la temperatura come ce l'aveva? Ce l'aveva abbastanza bassa stasera, fra il freddo che c'era fuori, fra le condizioni che è stato condannato, la pressione è andata giù. Com'è andata questa manifestazione? Diciamo tutto sommato è andata bene, visto le previsioni, visto il tempo che c'è stato fuori, ci ha obbligato ad esibirci dentro. Se la serata sarebbe stata buona sarebbe stato tutt'altro programma, c'era un percorso stabilito nel centro storico, c'erano delle manifestazioni da fare fuori in piazza, si poteva gestire diversamente, il tempo non è stato clemente, ci siamo dovuti accontentare qua dentro. Dopo 40 anni, 1972-2013, possiamo dire che il cataletto è ripartito? Sì, io mi auguro di sì, anche se io sono un personaggio, diciamo, laterale, non un personaggio principe. Però io mi auguro che possa continuare, perché vedo che c'è tanto impegno da parte dei miei concittadini e anche una novità per molti ragazzi che sconoscevano. Io per primo ne sentivo sempre parlare, ma non avevo mai vissuto in prima persona, lo sentivo raccontare ai miei genitori e ai miei nonni. Io mi auguro che si possa ripetere un altro anno ancora meglio e il tempo speriamo che sia non come quest'anno. Una hora può andare, basta passare per
Dove bisogna riscoprire le tradizioni ci sono sempre i Coppola Nera. Diciamo di sì, ci hanno invitato e noi siamo ben lieti di partecipare. Ogni volta cerchiamo sempre di dire la nostra e di dare il nostro suono, la nostra musica, diciamo, le nostre tradizioni siciliane. Un giudizio su questa manifestazione? Peccato per la pioggia, però è stata una manifestazione grandiosa. Non immagino anzi, se si poteva uscire per strada con tutto il corteo sarebbe stato bellissimo. Ne hai mai sentito parlare del cataletto? Sì, qualcosa avevamo sentito parlare, però siamo, diciamo, troppo piccoli, era da 40 anni ormai che non si faceva più questa manifestazione, quindi non lo posso... I nonni, i genitori hanno detto sì. I genitori assolutamente, i nonni sì pure, però anzi mi ricordo che una volta si ballava in tutte le case, nelle case private, nel centro storico, diciamo in quasi tutte le case si ballava per carnevale. I prossimi appuntamenti di Coppola Nera? Per ora siamo un po' in una fase di studio, stiamo preparando qualcosa di nuovo e cerchiamo di studiare di più e di farci vedere un poco meno fuori. Quando avremo qualcosa di pronto saremo pronti per partire per il prossimo tour. Allora finiamo in musica, dai. Che facciamo? Una tammuriata? Vai, vai. 1972, che ricordi ha del cataletto? Ma io ho dei bei ricordi, veramente, quando il carnevale si viveva nella sua genuinità e semplicità. Per questo sono contento questa sera, dopo 40 anni, di aver ripreso questa sana tradizione. Ricordo allora nel centro storico, che era tutto abitato e non in gran parte disabitato come oggi, si ballava in ogni casa e ci si vestiva in maschera e ci si divertiva così, bussavamo alla porta, bastava che uno si facesse conoscere per entrare a ballare. Ecco, ci si divertiva con poco, come questa sera. In fondo non abbiamo fatto grandi cose, abbiamo scherzato per la serie Semel in anno licet insanire. Questa sera ci siamo divertiti molto e mi auguro, anche se il tempo non ci ha fatto fare la sfilata per le caratteristiche vie della nostra città, mi auguro ora che abbia un seguito e che non si interrompa più per altri 40 anni come è stato per il passato. Il mio assistito, nonostante la sua scelleratezza, è pur sempre un uomo, signor giudice. Giusto, è un uomo! Ma i signori non mi lasciano continuare. È un uomo, è pur caro. È pur caro, bene. Dunque dicevo, come lei sa, signor giudice, la vita di un uomo... Ma chi sono queste due belle ragazze? Chi siamo? Due carnevali. Siamo due cittadini lucesi che credono in questa manifestazione, nel sentirsi tutti uniti e fare un bene per il paese. Perché Santa Lucia non è solo malacarne e quant'altro, ma c'è anche queste attività ricreative, stare assieme, suonare, ci divertiamo tutti assieme e perché no. Speriamo che
anche gli altri anni vengono sempre più spesso queste cose, siamo contenti. Voi fate parte della banda musicale? Siamo un gruppo diciamo di pochi elementi che parte della banda che ci siamo dilettati stasera. Fare spettacolo a Santa Lucia del Mela ormai è diventata una tradizione, c'è sempre festa. Sì, a livello bandistico sì, devo dire che grazie anche al nostro maestro che ci supporta spesso, devo dire che grande soddisfazione, ci divertiamo e la cultura bandistica lucese veramente ad alti livelli, sì, questo sì. Chiudiamo con un po' di musica, vediamo che cosa ci improvvisi. Visto che il carnevale è morto,